Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Ottava giornata del campionato B-Win che a Padova vede la sfida tra i padroni di casa e il Grosseto di Moriero. Stadio Euganeo che vede una buona affluenza di pubblico che sottolinea con un applauso il minuto di silenzio per i nostri alpini deceduti in Afghanistan. Dirige Cervellera di Taranto, assistenti i signori Vicinanza e Cucchiarini. Nel Padova non c'è El Shaarawy, 2 mesi di stop per lui, a far da trequartista il solito Di Gennaro. 12esimo, i padroni di casa partono a trazione anteriore. Crespo sale molto sulla destra, sulla ribattuta del suo cross il pallone arriva a Bovo che spara però alto da buona posizione. 21esimo, il Force in Veneto porta già i suoi frutti. È Crespo a servire vantaggiato sul tiro del fuorigioco, la sua posizione è regolare e a tu per tu con Narciso non può fallire. Vantaggio Padova alla metà del primo tempo a firma Daniele Vantaggiato che festeggia così il giorno del 26esimo compleanno. Andiamo a rivedere l'assist di Crespo, la posizione di Vantaggiato assolutamente regolare ed è tutto facile per firmare l'1-0. 27esimo, lampo di Gennaro, botta dalla distanza, Narciso non trattiene, ancora Vantaggiato, fuori di un niente. La risposta del Grosseto arriva 30 secondi dopo. Triangolo Giovio-Soncin, Giovio e destro di quest'ultimo a lato. 37esimo, ancora Grosseto, questa volta da calcio da fermo. Spizzica Turati per Soncin che non impatta al meglio col pallone che finisce sul fondo. Soncin che reclama per un rigore, adesso andiamo a vedere il replay dell'azione, rigore che sembra onestamente non esserci. 40esimo, corner dalla parte opposta ed è Cuffa a provare il colpo dello scorpione senza inquadrare la porta. Ma guardate il movimento da fare a Succi che si incunea in aria, aspetta i compagni prima di scaricare al limite dove Di Gennaro lascia partire un piatto sinistro su cui Narciso nulla può. Padova 2, Grosseto 0, ottimo lavoro di Succi in piena area di rigore, è il 43esimo, il Padova ha già messo la firma su questa gara. Andiamo a rivedere l'ottima azione di Succi, il pallone all'indietro proprio per Di Gennaro che si infila facile facile sull'angolino alla destra del portiere. Avvio di secondo tempo, stessi protagonisti, ancora Succi per Di Gennaro che si incunea in aria, non può calciare col sinistro e allora ecco il suo piatto destro che si infila facile facile nell'angolino coperto da Narciso. 3-0 Padova, ma grosse responsabilità del portiere dei toscani che poteva sicuramente fare di più sulla conclusione del fantasista biancorosso di scuola Milan. È il 49esimo, Padova 3, Grosseto 0. Grosseto alla deriva e ancora vantaggiato Succi alla sua sinistra, 2 contro 2, ma difesa toscana che si salva in qualche modo, pallone che arriva a Di Gennaro, Narciso questa volta risponde presente. E che nonostante il sole continui a piovere sul bagnato lo si vince anche al 69esimo quando Cervellera concede un rigore piuttosto generoso per un fallo di Trevisanno su Consonni e allora andiamo a vedere proprio la battuta di bomber Soncin che va dagli 11 metri agli archi, c'è e respinge il tiro proprio dal dischetto, risultato che resta sul 3-0. 75esimo, Succi vuole rimpolpare il bottino, ci prova con un bel destro dalla distanza, Narciso si distende, evita il poker. Fase finale del match, Soncin vuole farsi perdonare per l'errore dal dischetto, ma sul suo destro dalla distanza è ancora Agliardi a rispondere presente. Finisce così una gara che ha visto il Padova dominare nettamente il Grosseto. Deve ancora assorbire il credo di Moriero per i padroni di casa di colori. Una domenica da incorniciare. Mercoledì si vola in casa della capolista Siena.